La tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada. Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccomi ritornata dopo la breve, si fa per dire pausa estiva. Spero che stiate tutti bene, un saluto affettuosissimo a Sveva che ritrovo qua, come l'ho lasciata la ritrovo, ma un saluto particolare agli ospiti. Oggi sarà una trasmissione che partirà alla grande. Allora un saluto a Jacopo Bigi, violinista, e un saluto a Giuseppe Mangia, chitarrista, con i loro strumenti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ben arrivati. Oggi è un debutto nel vero senso della parola, no? Un debutto radiofonico, un debutto per quanto riguarda il programma che andrete ad affrontare, a offrire ai nostri ascoltatori, programma che si ripeterà questa sera nella bellissima Basilica di San Michele a Pavia. Così facciamo un po' di pubblicità anche alla nostra città. Allora, caro Jacopo Bigi, violino, intanto metto gli occhiali perché sennò non ricordo esattamente tutto quanto. Tu sei diplomato al Conservatorio della nostra città, sì, sotto la guida del maestro Guido Torciani. Ti sei perfezionato con Francesco Banara, con Giulio Franzetti, Simone Bernardini, Alexander questo lo faccio dire Semchuk. a te. Semchuk di dove? Sì. Russo. Poi hai frequentato anche corsi di musica da camera con Piero Farulli, l'ECMA, l'Accademia Europea del Quartetto di Fiesole. Veramente hai un curriculum molto prestigioso già alle spalle, nonostante tu sia molto giovane. Apparentemente molto Apparentemente, qualche capello grigio, ma sì, ci stanno molto bene, ci danno quell'aria. Il nostro Giuseppe Mangia invece si è diplomato al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, quindi arrivi dal profondo sud, da questa bellissima città. Esatto, barocca. Cosa hai fatto? Da questa bellissima città barocca. Ah, certo, il famoso barocco di Lecce. Hai proseguito gli studi con i maestri Oscar Ghiglia, Stefano Grandona, Lorenzo Micheli, Andrea Dieci e Bruno Giuffredi. Hai frequentato l'Accademia Chitarristica Giulio Regondi di Milano, il che vuol dire che sei venuto al nord. Certo. Mi sono trasferito ormai sono 15 anni. 15 anni fa, sono passati in fretta, e quindi venuto a Pavia, vivo a Pavia tuttora, e ho approfittato di poter partecipare a diverse masterclass, diverse lezioni presso diversi conservatori, ecco, cercando un po' di sfruttare le opportunità. Ecco, adesso sentiamo da Jacopo Bigi, così sentiamo anche la sua così, illustrazione di questo strumento. Perché hai scelto il violino piuttosto che un altro, non so, il pianoforte oppure la chitarra stessa di Giuseppe? Intanto ti ringrazio Oretta per l'invito e per l'occasione, quindi sei stata molto gentile e insomma apprezzo tantissimo quello che fai. La mia passione nasce dunque in casa. C'è sempre stata un po' di musica. Mia sorella, che è più grande di me, studiava il pianoforte, quindi io piccolino, lei ha 5 anni più di me, io la
la guardavo mentre studiavo e poi mentre lei andava via, quando lei andava via, io provavo a riprodurre quello che sentivo con le orecchie, tastando un po' a caso i tasti sul pianoforte col gomito e insomma ogni tanto ci azzeccavo, insomma. Quindi i miei genitori hanno capito che magari potevo avere un po' l'orecchio musicale e allora a scuola, a Pavia c'è questa scuola privata dove studiava appunto mia sorella e all'epoca c'erano soltanto 3 strumenti, pianoforte, violino e chitarra e mi han chiesto: "Jacopo, cosa vuoi studiare?" E io casualmente ho scelto il violino e poi da lì è nata, vabbè, il mio amore e la passione per questo Che poi strumento. sentiremo perché i 2 maestri si esibiranno, in diretta per i nostri ascoltatori con i loro strumenti e daranno un'anteprima di quello che sarà il vostro concerto di stasera, il Un vostro piccolo debutto assaggio, sì, proprio, no, sì. Giuseppe? Stasera debutterete Esatto. con il duo Dualis. Esattamente. Suoneremo un repertorio molto vario, andremo da Bach a Piazzolla, Debussy, a Sibelius, andremo anche a suonare qualcosa dei Queen. I Beatles li ho già detti? No. Okay, No? anche qualcosa di Beatles. Quindi sì, è un programma pensato per un pubblico, non solo di appassionati alla musica classica, ma anche un pubblico che magari si avvicina per la prima volta con curiosità a un concerto e quindi poter trovare all'interno di questo concerto anche rispecchiati quelli che possono essere magari i suoi gusti. Quindi, essere un po', ecco, vari anche nei generi. Questo è molto importante perché così facendo veramente avvicinate la gente, all'ascolto insomma, li Esatto. abituati piano piano a un ascolto un po' particolare attraverso proprio anche questa unione di violino e pianoforte che veramente è particolare, questo duo Dualis. E Esatto. di chi è il nome Dualis? Entrambi? Ma allora, richiama un po' la dualità, quindi diciamo Certo. anche gli arrangiamenti che noi creiamo, son sempre pensati, a far dialogare i 2 strumenti, quindi non è la chitarra semplicemente accompagnamento rispetto alla voce principale, il violino, ma è un dialogo, Siete quindi protagonisti entrambi in questo esatto, caso. insomma la volontà è quella. Allora carissimi amici, siccome questo è un programma senza filtri né censure, vuol dire che se una chiamata arriva va direttamente in onda, ricordo il numero 02 92 94 72 22, se dopo l'ascolto qualcuno vuole intervenire sarà di grande ausilio e piacere. Allora, Assolutamente. vogliamo già dare un ascolto di quello che vorrete poi far sentire questa sera? Volete già esibirvi? Volete far sentire qualcosa di già registrato? A voi la scelta. Facciamo? Sì. Okay, allora ci Allora i esibiamo. maestri si Sì. alzano, tolgono la cuffia, il maestro Jacopo Bigi è già accordato il tuo Sì, violino? sì, sì, È già accordato accordato. il tuo violino, lo stesso la tua chitarra Giuseppe? Allora, mentre i maestri si preparano, io ricordo ancora che Jacopo Bigi, sentirete un po' di rumori, d'altra parte si muovono e non possono fare diversamente. È stato violino di spalla all'Orchestra Giovanile Italiana, con cui ha collaborato con direttori e solisti di fama internazionale, ha fatto numerose tournée in Italia e all'estero, suona stabilmente coi solisti di Pavia diretti da Enrico Dind e collabora con prestigiose realtà come i Cameristi del Teatro alla Scala, l'Orchestra da Camera di Mantova, l'Orchestra Classica di Milano, eccetera, eccetera. Mentre Giuseppe Mangia, scusami, è vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali a sua volta, tra cui il Mendelssohn Cup e Chitarrissima 2016. Si è esibito come solista in diverse formazioni cameristiche in Italia e all'estero. E adesso si esibiscono per gli ascoltatori di Radio Libertà un debutto vero e proprio, è vero, una prima assoluta che stasera verrà ripetuta nella bellissima basilica, sottolineo bellissima, basilica di San Michele a Pavia. Prego maestri. Che cosa suonate Sì, intanto? è un nostro arrangiamento del brano Who Wants to Live Forever dei Queen. Buon ascolto.
Ritorno, non volevo disturbare questo, bravissimi, veramente complimenti, molto molto bravi, molto suggestivo questo brano che appunto suonerete questa sera nella Basilica di San Michele. Jacopo ritorna con la sua seggiolina. Ecco, io vorrei una delle prossime volte invitare uno storico di Pavia, pavese, per illustrare le meraviglie che ci sono nella nostra città, compresi i grandi musicisti che abbiamo, uno per tutti, Rolla, un grande violista. Certo. Suoni qualcosa di Rolla tu? No, con la viola veramente. Con la viola no, però mi è capitato di fare qualcosa, ci sono dei duetti violino e violoncello, tra l'altro anche abbastanza ostici, perché comunque Rolla era un bel virtuoso, quindi però abbiamo fatto qualcosa di Rolla con i solisti di Pavia. I solisti di Pavia, ecco, questo Sì. è un grande nome che Sì. appartiene alla nostra città. Senti, tu ti trovi bene da Lecce? Tu vai a Lecce ogni tanto, vi scambiate un po' questa visita da nord a sud? Io purtroppo no, a Lecce non sono mai stato, infatti dovremmo approfittare. Accadrà. Sì, Questo bagallaggio. mi sembra una regione meritevolissima di essere visitata e apprezzata, anche Lecce e la tua regione sono ricche di cose stupende. Senti, allora torniamo avanti con la vostra presentazione e tu, Giuseppe, oltre naturalmente alla tua carriera concertistica, sei anche docente, vero? Esatto, sì, sono docente, infatti con Sì. Jacopo ci siamo proprio conosciuti in questo contesto Sui scolastico. banchi di scuola. Sì, dall'altra parte, quindi come appunto come docenti, insegno appunto chitarra classica nell'indirizzo musicale a Pavia, visto appunto che vivo lì, e mi occupo anche di metodologia Suzuki, non so se la conoscete, interessante, è un mondo fantastico, da conoscere, che consiste appunto nell'insegnare ai bambini fin da piccoli, fin dai 3 anni, approcciando la musica come un linguaggio. Quindi così si impara a suonare come si impara a parlare, per Ecco, ma imitazione. di questi bambini quanti poi vanno avanti a studiare lo strumento? Tanti. Sì, Nella tanti? nostra ora non è per far pubblicità, però appunto per parlare concretamente, nella nostra scuola, per esempio, nella scuola Suzuki di Pavia, per esempio nella classe di violoncello, che è una bellissima classe, alcuni ragazzi addirittura sono arrivati, uno ha superato le selezioni alla Scala di Milano, come Accidenti, violoncello di che fila, e un bravo. altro alla Venezia. Quindi i risultati ci sono. Certo, non tutti vanno avanti con lo studio come accade spesso, no, però diciamo la filosofia di questa metodologia è quella di educare il bambino attraverso la musica, non per forza poi debba diventare un musicista, però sicuramente attraverso la musica si cresce. Affine l'orecchio. E Esatto. invece i tuoi studenti, Jacopo, proseguono gli studi poi o si perdono anche molti magari si Allora, perdono? sì, alcuni si perdono, però, come diceva giustamente Giuseppe, la nostra è un po' una missione, quindi quella di educare con la musica i ragazzi. Quindi, è capitato più di una volta che i miei ex alunni, abbiano proseguito il percorso degli studi. Una tra l'altro sta frequentando, l'orchestra giovanile di Fiesole, che anch'io ho frequentato, quindi quella è una grandissima soddisfazione. Però ecco, quello che a noi più interessa, diciamo, forse da un certo punto di vista più umano magari, è appunto cercare di educare i ragazzi con la musica e educarli al bello, ecco, Ecco, a saper giusto. selezionare un po' con le orecchie Infatti. quello che è bello, ecco, Ma perché insegnate anche storia della musica, per esempio? Fate un percorso, no? no, Questo diciamo no? che, principalmente lo strumento, poi ovviamente si Beh, cerca di contestualizzare sempre, parallelamente però un approccio con la storia della musica sarebbe molto utile, magari non assolutamente. insegnato da voi, ma proprio come Sì, come materia di insegnamento. certo. Senti, avete qualcosa di registrato anche, no, da far Sì, ascoltare ai nostri abbiamo un paio di brani amici? che abbiamo appunto inciso in studio, e poi in seguito abbiamo anche effettuato un video, 2 video, la Berceuse, sì, allora è un brano di Gabriel Fauré, si chiama Berceuse ed è una specie di ninna nanna. La Ninna Nanna è eguita sempre Sì. alla chitarra. Chitarra e violino, Si tratta sì. di una trascrizione, Sempre una nostra perché l'originale trascrizione. appunto è pianoforte e Pianoforte e violino, e violino. noi l'abbiamo arrangiata per chitarra e violino. Ma arrangiate insieme o uno è l'arrangiatore? Insieme. Sì. Ah, Sì, sì. quindi vi siete trovati anche proprio nel Certo. trasformare la musica da Assolutamente. pianoforte a chitarra. Bene.
Allora preghiamo Sveva di mandarlo in onda. Molto bello, molto delicato questo brano di Gabriel Fauré, bellissimo. Sarà inserito anche questo nel concerto di Sì, questa sì, sera? sì, sì. Bello, e a che punto sarà? È il primo Ah, il brano. primo brano che Apriamo la apre. serata con questo. Ecco, ma voi presentate i brani che andrete poi a eseguire in modo che il pubblico sia Allora, informato? diciamo in un concerto ideale, l'idea un po' è quella. Forse stasera non abbiamo tanto tempo perché è prevista poi subito dopo il concerto una visita guidata, quindi dovremmo, mi sa, un po' Ma accelerare. se Però siete concentrati, tanto per inquadrare il periodo sì, magari storico ecco, 2 del... parole magari vediamo di riuscire a dirle. Anche perché il pubblico si sente coinvolto poi, È vero, è quando vero, il musicista lo intrattiene un attimo con la è vero. presentazione, si sente partecipe particolarmente. Molto È vero. bello. L'arrangiatore siete insieme, avete detto. Sì. Abbiamo visto una sala con pianoforte, quindi dove vi trovavate? Qui eravamo a casa di un mio carissimo amico, Paolo Fosso, che tra l'altro ringraziamo ovviamente per la Certo. disponibilità e che ha fatto pure le riprese, quindi è stato, insomma, ci ha fatto un grandissimo favore. Bello, bene, bravi. Senti, avete registrato, tu, Jacopo, hai registrato dei CD per la Decca Italia, la Deutsche Grammophon, Sì, sì. quest'altra casa, Sì, diciamo che principalmente con i solisti di Pavia, abbiamo inciso per Decca, quindi sono usciti, diversi dischi. Con la Deutsche Grammophon ho avuto un'esperienza, siamo sempre in orchestra, accompagnavamo in quel momento, Meloni, quindi il primo clarinetto della Scala, quindi abbiamo fatto,
alcuni brani, mi sembra fosse il concerto di Mozart e altri che però non mi ricordo Che sinceramente, però sì, diciamo che ho avuto la fortuna di poter registrare per insomma, purtroppo i CD sono un po' in eh, disuso, in disuso, sì, ormai è purtroppo. tutto digitale, musica liquida la chiamano, e quindi ma io stesso non ho più praticamente in casa un lettore CD purtroppo, quindi anche in macchina No, in macchina non ci sono più. in macchina non ci sono più, quindi Io in macchina studiavo l'inglese con i miei CD, adesso non posso fare più nemmeno quello. eh. E tu hai inciso qualcosa, Giuseppe? Sì, proprio di recente, in un'ottica di ricerca come dire, di strumenti di liuteria, insieme al mio collega Yuri Krusco, un chitarrista, abbiamo registrato un CD, a proposito di musica appunto liquida non abbiamo il CD fisico, ma l'abbiamo appunto caricato sulle piattaforme e l'abbiamo allegato a una pubblicazione riguardo la liuteria dei fratelli De Bonis, che sono una famiglia, che abbiamo riscoperto, di cui se ne è parlato fin troppo poco in Italia, ma che in realtà è stata veramente molto molto importante nella storia della liuteria del Sud Italia, ma non solo. Era una famiglia appunto di liutai da tantissime generazioni, si risale addirittura a 3 secoli fa, e vivevano a Bisignano, in questo piccolo paesino sulla Sila, molto sperduto, molto difficile da raggiungere, e però hanno comunque lasciato un segno nella liuteria, non solo chitarre classiche, ma costruivano anche violini, chitarre battenti, chitarre battenti, liuti, mandolini. Alcuni di questi strumenti sono anche conservati al Museo del Violino di Cremona, proprio appunto a dimostrare la loro importanza. Hanno vinto un sacco di premi, appunto, quando partecipavano a questi concorsi. E quindi sì, ho registrato un CD proprio insieme appunto al collega, suonando su differenti chitarre, in questo caso appartenuti a questi fratelli De Bonis, che si chiamano Nicola e Vincenzo, gli ultimi eredi di questa dinastia, cercando di, sottolineare un po' quella che era la differente voce di questi strumenti, in base poi alla tipologia di legno, annata e liutaio fondamentalmente. E abbiamo registrato brani di Bach, preludi per lo più, e poi alcuni brani in duo provenienti dai 24 Etudi e fuga di Castelnuovo Tedesco. Però fisicamente questo CD non c'è. Non c'è fisicamente, si Vedi? trova allegato al libro che abbiamo Ah appunto beh, pubblicato in collaborazione con Lorenzo Frignani, un liutaio, di Modena, all'interno vi sarà un QR code dove si potrà ascoltare il CD. perché insomma tenere un CD fra le mani, leggere il Lo so, libricino d'accompagnamento, metterlo lo so, lo so. è una cosa che non si deve È perdere. bella, certo. Allora i nostri amici adesso credo che abbiano ancora qualche brano da Sì. fare in diretta per i nostri ascoltatori. Che cosa eseguirete col vostro Allora, questa violino? volta eseguiremo sempre un nostro arrangiamento del brano più famoso, diciamo, della colonna sonora del film Il favoloso mondo di Amélie. Il compositore è Jan Tiersen, il titolo è di francese, io non so il francese, è molto lungo, Comptine, non so. Ecco, vabbè. Comunque se lo sentite, Non ha lo bisogno di riconoscerete presentazioni. sicuramente. Va bene, adesso io poi mi tolgo per lasciare spazio ai nostri amici e io voglio sottolineare quale privilegio sia per i nostri ascoltatori avere due artisti come Jacopo Bigi e Giuseppe Mangia, che sono venuti qua nei nostri studi proprio per presentare questa novità assoluta che il pubblico pavese potrà assaporare meglio questa sera nella Basilica e ammirare soprattutto anche la bellissima, splendida Basilica di San Michele. Allora io mi sottraggo alla vista per lasciare spazio ai nostri artisti.
Ecco, ritorno, vi ho lasciato soli. Vi ho lasciato soli perché ho pregato Sveva di far vedere sullo schermo la fotografia di San Michele, la bellissima sì. chiesa. Sì, la cornice è veramente La splendida. Infatti bellissima è un onore per noi poter essere battezzati, diciamo, a livello di concerto, come primo concerto in questa splendida cornice. Poi è una chiesa che è studiata sui libri di storia dell'arte, proprio per il suo tetto a capanna, no? Sì, una chiesa in sì, pietra arenaria che purtroppo va un po' sbriciolandosi. sì, infatti è la chiesa più antica della città. Ecco, allora ce l'abbiamo già sullo schermo, Sveva. Eccola qua, la facciata della chiesa, bellissima, e credo che suonare all'interno di questa basilica sia un'emozione, che cosa può... Esatto. Tra l'altro l'hanno appena restaurata, perché fino a qualche mese fa vi era un cantiere, tutta la facciata era È coperta, vero, sì. hanno terminato adesso di sistemarla, e anche all'interno hanno, come dire, hanno fatto rivivere alcuni affreschi della parte interna di alcune navate, non di tutte, perché molti sono andati persi, ma alcune navate sono veramente molto, molto belle, sembrano appena dipinti. Quindi è un'ottima occasione anche per a livello culturale vedere, scoprire questa basilica che appunto, come diceva Jacopo, mi sembra che sia la più antica forse di Pavia, forse Sì. ha quasi 1000 anni. Mi sembra che sia del 1100, comunque è molto antica. Faremo la lezione di storia dell'arte su Pavia. Senti, un attimo di break pubblicitario, ci sta, e poi andiamo con un altro ascolto registrato. Va bene. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
E torniamo in diretta, breve pausa pubblicitaria. Come vedete, carissimi musicisti, questa è una chiacchierata molto spontanea. Sì. Non c'è preparato niente, per voi avete detto che è un debutto radiofonico. Anche, sì, almeno per me sì, forse Sì, sì, Giuseppe sì, aveva già avuto Ho un'esperienza. provato, sì, una piccola esperienza di 10 minuti, però sì, neanche la ricordo, ecco, quindi questo anche per me è il primo. Io ho avuto ospite un grande pianista, il quale poi alla fine mi ha fatto molta tenerezza, perché dico: "Ma come, voi artisti siete abituati a platee, di centinaia di persone", e poi si era quasi emozionato con un Io microfono. son più emozionato assolutamente, Con un sì, con un microfono. E microfono. a me è successo il contrario, di fare una piccola presentazione davanti a un pubblico e lì di non essere abituata e quindi provare il contrario. Bene, allora il programma di questa sera cosa Sì, sarà? allora, come diceva Giuseppe, è abbastanza vario, ecco, quindi inizieremo con, la Berceuse di Gabriel Fauré che avete Molto sentito, carina, sì. poi andiamo più sul classico, la prima sonata dal Centone di Niccolò Paganini, quindi quello stato scritto apposta originale per chitarra e violino, poi la nostra, versione della Rêverie di Debussy, che in originale sarebbe per pianoforte solo, poi il brano di Tiersen che avete appena sentito dal vivo, quindi la colonna sonora di Amélie, poi di Fritz Kreisler, Syncopation, che è un brano che sentiremo poi dopo registrato da noi, sempre una nostra versione, quindi il nostro arrangiamento. Poi diciamo un brano molto, molto conosciuto di Johann Sebastian Bach, che l'ha cantata a 147, anche questa è una rivisitazione nostra. Poi se vuoi continuare tu. Sì, continuo. Abbiamo Sibelius, Novoret, opera 102, è originale anche questa qui per pianoforte e violino, e ma anche orchestra. esatto, è molto esatto, non l'abbiamo sempre arrangiata per chitarra e violino. Poi avremo una sempre di Gabriel Fauré, una Sicilienne, quindi in continuità col primo brano che faremo ascoltare. E poi andiamo su brani che, per esempio, Astor Piazzolla, Nightclub 1960, è un brano che appartiene a una suite originale per chitarra, perché Astor Piazzolla scrisse alcune opere molto importanti per chitarra classica, tra cui questa suite, che può essere suonata o per chitarra e violino o chitarra flauto, però direi che chitarra e violino è molto interessante. E questo è un tempo, uno dei 4 brani, perché esatto, si chiama l'Histoire du Tango, è proprio la storia dell'evoluzione del tango. E quindi è molto bello perché se vengono suonati questi 4 brani in sequenza, proprio appunto narrano la storia del tango, da quando nasce nei caffè per poi svilupparsi, andare nella piazza e così via, fino al tango nuevo, alle sonorità un pochino più contemporanee. Noi faremo ascoltare quella che, a nostro parere, al pubblico in quel momento del concerto è più interessante. E poi avremo i Queen, Who Wants to Live Forever, che è appunto una nostra trascrizione che abbiamo suonato poc'anzi, e terminiamo con Antonio Vivaldi, Concerto alla rustica, anche qui è un arrangiamento per chitarra e violino, e abbiamo cercato, ecco, di renderlo. E poi abbiamo altro in repertorio, ma questo è quello che proporremo per il nostro primo concerto. Ma un'anticipazione come bis, perché il bis c'è sempre. Il bis, Spoileriamo il bis. Non l'avete ancora lo presentato? possiamo spoilerare dopo, magari, ve lo suoniamo dopo. Potremmo anche magari suonarlo. Sì. Magari, Lo lasciamo lì. magari prendete qualcosa che avete suonato, di quelli particolarmente graditi, così applauditi. No, e ma lo ce l'abbiamo, ripetete. è già concordato. Ah, è già Sì, concordato. sì. Senti, è il tutto concentrato in un'ora. Scarsa, diciamo Ecco, un perché cinquantina di minuti. Perché secondo me è il tempo Sì. giusto questo per apprezzare un concerto, per goderselo, per aver voglia di riascoltarlo, Sì, senza esatto. E che poi soprattutto abbiamo voluto, come vedete, rispetto a un programma classico sono molti brani, sono 11-12 brani, però sono tutti brani che non superano i 3 minuti e mezzo, 4, quindi come se fossero delle canzoni, no? ecco, Un po' e questo vi chiedo, chiedete al pubblico di non applaudire fra un brano e l'altro? No, non chiediamo Non niente. Se il chiedete? pubblico vuole applaudire, che applauda. Anzi, a Sì, me fa solo piacere. Ah, vi fa piacere, Sì, no, ecco. almeno personalmente non Anche a sono me. il tipo di persona Certo. che assolutamente No, non si siccome deve. magari sono molto brevi e parte l'applauso. Breve, ecco, ci Se sta. vogliono applaudire, applauda. Va bene, Sì. i musicisti apprezzano. Allora, a questo punto cosa siamo rimasti? Possiamo far mandare magari il Mandiamo secondo brano? un brano, ecco, Sì. vuoi ripetere? Syncopation di Fritz Kreisler. Famoso titolo in francese. No, questo è Ah, Syncopation, è un Syncopation. titolo inglese, però Fritz Kreisler era Fritz Kreisler, sì. Sì, un grandissimo violinista.
Molto, molto carino anche l'accompagnamento così del film. Sì, Del sì, film. abbiamo scelto degli estratti di alcuni film di Charlie Chaplin, insomma, ci sembravano molto adatti. Pertinenti, Ecco, sì. veramente, molto, Sì, sì, molto sì, sì. gradevole, piacevole, molto bravi voi perché non deve essere, Grazie. ecco, suonare questi brani che sembrano così scherzosi e facili, però insomma ci vuole molta, molta bravura Sì. dietro, molto Studio, insomma, molto sì, studio, sì, poi ecco. insomma. Voi continuate a studiare sempre, non si smette Sì, mai di non si smette studiare, mai, Certo. mai. soprattutto il violino. Io faccio una piccola parentesi personale, mia madre aveva il diplomato in violino, Ah. non l'ha suonato per tanti anni e quando ha ripreso i suoi spartiti ha detto: "E io suonavo quelle cose". Si è stupita di se stessa, perché mentre il pianoforte così, diciamo, si può strimpellare. Ecco, con il violino no, bisogna Purtroppo assolutamente, io ecco. lo ritengo sempre, lo chiamo sempre come uno strumento "maledetto", tra virgolette, perché pur essendo ormai 40 anni che lo suono, questo strumento basta magari veramente qualche giorno senza Sì, aprire la figu custodia, uno lo riprende in mano e c'è sempre si sente che manca che sempre manca quel qualcosa e giorno quindi di mezzo. necessita sempre, ma come Senti, tutti gli strumenti insomma, mandiamo in deve essere. diretta questa chiamata, pronto? Buongiorno, sono Luisa e chiamo da Piacenza. Complimenti ai due maestri, veramente bravissimi, Grazie con mille. una musica molto molto piacevole. Mi dispiace di non poterli ascoltare stasera a Pavia, ma mi auguro di avere una prossima occasione. Veramente notevolissimi. Grazie mille per l'ascolto. Grazie a lei. Grazie mille. Luisa. Beh, Piacenza Pavia, però insomma Sì, magari uno non ha voglia di mettersi in macchina. Sappiamo, sì. Senti, hai visto questa niente, arrivano le telefonate, vanno di solito con le altre radio, il tecnico chiede di cosa vuol parlare, così ti fanno l'interrogatorio prima. Ecco. Qui Sveva manda in diretta, Bene solitamente così, va sono bene. Più amici che spontaneo, va magari bene. più spontaneo. Allora carissimi musicisti, devo rinforcare gli occhiali per vedere cosa mi sono persa della vostra biografia, che già l'avete fatta piuttosto stringata. Allora con l'ensemble, qui mi riferisco a Jacopo, Repertorio Zero, hai vinto il Leone d'Argento alla Biennale di Venezia. È stata una bellissima esperienza, questo ensemble, diciamo è stato uno dei primi, posso dirlo secondo me sì, suonavamo su strumenti elettrici ma di liuteria, quindi era, fondamentalmente un quartetto d'archi, quindi violino 2 violini, viola e violoncello, elettrici, quindi però, costruiti a mano, da un liutaio. Grazie a loro diciamo abbiamo vinto appunto questo Leone d'Argento, per la ricerca sonora, cioè, abbiamo eseguito dei brani di compositori, molto particolari, ma dove esploravano le varie possibilità dei vari strumenti, aiutati anche dalla possibilità appunto di elettrificare questi strumenti. Quindi le possibilità si sono ampliate ancora di più dal punto di vista sonoro, ecco, timbrico sonoro. Quindi
per fortuna siamo stati apprezzati e quindi abbiamo avuto Hai avuto il questo premio, riconoscimento, insomma, meritatissimo. molto. Senti, i vostri programmi, questo concerto avete intenzione, sperate di portarlo in giro? Perché naturalmente è breve, è piacevole, è collaudato. Sì, Sa- allora l'intenzione è portarlo in giro. L'idea era nata in realtà inizialmente nel cercare un programma che potesse essere il più possibile leggero anche da portare in giro, nel senso proprio anche fisicamente, avere una chitarra e un violino Certo, consente di poter suonare in svariati contesti. Il nostro ideale è sempre stato quello di immaginare questi concerti, questi house concert, quindi magari anche nei salotti, quindi anche concerti privati, ma in questo caso ci esibiamo in uno spazio molto più grande e per questo motivo dovrò ricorrere ovviamente per esempio all'amplificazione, perché la chiesa è già un contesto molto molto più importante. Ma la nostra idea era anche quella appunto proprio di suonare in acustico, perché appunto la chitarra classica nel giusto contesto può suonare, si ascolta molto bene nel giusto contesto. Quindi il tipico salotto sarebbe un qualcosa di fantastico che saremmo molto contenti, ma non solo, anche mostre, altri piccoli chiostri, insomma contesti interessanti. secondo me anche con un pubblico così ridotto, perché sono cose per non tantissime persone, quelle che magari si mettono attorno a voi, apprezzano e condividono proprio questo tipo di musica. Esatto, Che non tornare un po' a quell'ascolto chissà, intimo che si è un po' perso è col vero. tempo, sempre questa musica, no, ad alto volume, e invece in questo modo qui tornare un po' all'intimità della musica, appunto in un ambiente molto più ricercato. Ma poi la nostra città si presta perché è tutta così in miniatura che è vero, no? Dai chiostri ai cortili privati, quindi veramente è un modo per portare in giro questo tipo d'ascolto che veramente è nuovo anche per tante persone. Dunque, adesso a questo punto credo che dobbiate ancora riprendere i vostri strumenti Sì, ed sì. eseguire. Sì, Avete eseguiremo, il vostro diciamo, concerto di il stasera, nostro no? bis, diciamo, lo Ah, il vostro. spoileriamo. Sì, Ah, sì, che sì, sì, bravi. sì, sì, non diciamo niente, tanto lo riconoscerete subito. Va bene, allora i nostri maestri Jacopo Bigi, Giuseppe Mangia, chitarra e violino, in diretta per gli ascoltatori di Radio Libertà, il bis che faranno questa sera, quindi un'anticipazione. Però ricordatevi, scusate, di dire che cosa suonate come bis, perché spesso non lo Sì, 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 dicono. certo. E allora c'è fra il pubblico che cos'è, cosa ha fatto, è vero o no? Ecco, mi raccomando. Questa è sempre una nostra trascrizione. Bene, allora io scompaio ancora perché voglio lasciarvi spazio. Applauso a questo bis eseguito per Vogliamo dire cos'è questo bis? gli ascolti. Eleanor Rigby dei Beatles, quindi
siamo molto amanti di questi due gruppi per me iconici. Aspetta che arrivo, sì. Molto bello, molto, Dei sarà un Queen e concerto. dei Beatles, insomma, siamo molto amanti di questi due Avete gruppi. reclamizzato abbastanza bene questo concerto? Il Don ci ha pensato? Sì, Sì, dovrebbe aver abbastanza ai suoi diffuso, fedeli, ai suoi fedeli, sì, ha la domenica diffuso. mattina alla messa avrà Dovrebbe, detto, sì, mi sì. raccomando, ci sarà un concerto poi anche per voi suonare nella chiesa di San Michele sarà indubbiamente un'emozione. Io Assolutamente. ti ho sentito, Jacopo, suonare nel cortile del Broletto della nostra, ecco, molto, anche quello un angolo molto suggestivo. Ti ho sentito al comune di Pavia fuori sulla sempre con i solisti di Pavia, con i solisti di Pavia, quindi poi ti ho sentito anche una volta nella mia chiesa, nella basilica di San Teodoro. Sì, era una rassegna Bach in città. Ecco, un'altra chiesa io ci tengo perché così a reclamizzare la città in cui non sono nata, però naturalmente è città d'adozione, la basilica di San Teodoro possiede gli affreschi della città del Cinquecento, quindi è un modo anche per conoscere la Pavia di tanti secoli fa, veramente in questi dipinti che sono rimasti perfetti. Quindi molti stranieri, è piccolina, è raccolta, è bella e fa parte dei nostri tesori, insieme alla tomba di Sant'Agostino, visto che abbiamo un papa agostiniano. Esatto. Bene, senti, adesso i vostri ragazzi che cosa partite con, sono già studenti avanzati, diciamo, o si parte da zero quest'anno? Allora, insegnando nelle scuole medie indirizzo musicale, diciamo che il percorso, i ragazzini di prima dipende. Se alcuni arrivano che hanno già alle spalle qualche anno dello strumento e altri invece partono proprio da zero, quindi è anche bello per noi coltivarli, diciamo, proprio da zero e impostarli in un certo modo e fargli fare un percorso lungo questi 3 anni per quanto riguarda la scuola pubblica. Ecco, poi ovviamente abbiamo anche degli allievi privati, con loro si può spaziare anche un po' di più, però insomma personalmente apprezzo molto il fatto di coltivare appunto i ragazzi che partono proprio anche da zero. Questo vale anche per te, Giuseppe? Certo, e poi chiaramente c'è sempre chi, anche se magari è già avanti con lo studio, dopo l'estate è sempre traumatico, quindi non è detto che si ritrovi nello stesso punto con cui l'abbiamo lasciato, quindi magari lì è anche, insomma, è una dura realtà dire ok, ripetiamo il repertorio dello scorso anno, la tecnica, soprattutto per il violino appunto sull'intonazione, cioè la chitarra almeno ti perdona l'intonazione, quindi ci sono i tasti, ok, diciamo si riesce in qualche modo a sopperire magari a questo aspetto tecnico. Sul violino, se non ci si esercita a sufficienza, l'intonazione, anche la qualità del suono con l'archetto è la prima cosa che emerge appena l'alunno entra in classe e mette la prima nota, quindi si scopre subito, ecco. Quindi speriamo che sia un anno prosperoso dal punto di vista delle nostre soddisfazioni con gli alunni, ma sicuramente lo sarà, e bisogna avere tanta pazienza, Ma come siete sempre. docenti nella stessa scuola? No, lo siamo stati ed è lì dove ci siamo conosciuti e c'è stata questa affinità, diciamo, a pelle, soprattutto a pelle, e quindi da lì è iniziato la nostra idea di vederci e suonare insieme. Senti Jacopo e senti Giuseppe, fuori programma, visto che abbiamo qualche minuto, Jacopo non ci fai un assolo di violino? E poi tu un assolo di chitarra? Questo è tradimento però, sì, questo assolutamente è tradimento, aiuto. Un assolo di violino, allora devo pensare. Paganini? Troppo? Urca. Urca. Ci penso, intanto ci penso. Vado. Tu vai, io ci ecco. penso, vai, tu sei più... Non è programmato niente, questa è una radio che veramente è... Però ce lo dici cosa fai, eh? Sì, pochi, proprio un minuto c'è. Vi faccio ascoltare un piccolo estratto di uno scioro, numero 1 di Villalobos, un compositore appunto, era un grandissimo violoncellista in realtà, ma amante anche della chitarra classica, ha scritto tanti brani di natura popolare, ma ha sempre cercato di riversare l'aulicità della musica classica nel linguaggio popolare. Quindi quello che ascolteremo è un piccolo scioro, appunto, che richiama un po' le sue origini. Bravo, grazie.
Vai, 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 vai. Bravo, bravo, bravo. Fuori programma. Adesso sentiamo il Sì, io violinista. devo prendere la parte perché sennò poi... Fuori- allora, Fuori programma. Hai 2 minuti, eh? 2 minuti, sì. Allora, spero di riuscire. Il primo movimento della prima fantasia di Telemann per violino solo. Per me è molto caro questo brano. Bravo, bravo, no, ci accontentiamo così, siamo andati indietro, siamo andati a metà del 600, siamo andati un po' indietro, ma avete concluso in maniera veramente egregia, da grandi professionisti Grazie. quali siete, quindi io vi ringrazio molto per questa vostra partecipazione, questa anteprima Grazie a voi, grazie a te Auretta per la bellissima per possibilità. l'ospitalità. del concerto di questa sera. La trasmissione senz'altro andrà in replica, non so quando e non so dirvi la data, però avrete il ricordo della trasmissione su chiavetta. Ai nostri ascoltatori grazie, ben ritrovati dopo questa pausa estiva, grazie a Sveva, sempre preziosissima collaboratrice, e a voi solo a risentirci questa sera. Certo. Esatto. Va bene? Se il pubblico volesse seguirci sui social, se volessero essere consapevoli delle nostre prossime date, abbiamo una pagina Instagram, Dualis, Duo, c'è una appunto, ecco, si vede più o meno lì, sono quei colori là della locandina, quindi c'è questo simbolo molto particolare, ci trovate lì per qualsiasi bene. novità. Grazie. Benissimo, grazie a voi e Grazie buon ancora. ritorno a entrambi Grazie. nella città in cui viviamo. Grazie Sveva. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con la